È un pranzo popolare, è uno spicchio per nobiltà, come sempre John Dupinella. Forza! Dai, pure un amico questa bella bufala. Questo è per te, a qualche pizzaiolo con la mano del cuore. Capumarola. Vai ti viene, che esce l'oro in questo fu. Oro, oro. A pizza e Napoli. Sfizio prediletto della regina Margherita di Savoia, la pizza napoletana è diventata il piatto italiano più conosciuto al mondo. Solo in Italia si sfornano ogni giorno 5 milioni di pizze, per un settore che dà lavoro a circa 150.000 persone. È la gloria nazionale. Maestri indiscussi di quest'arte, i napoletani. E pensate, in un'epoca in cui le macchine sono sempre più simili all'uomo, è proprio il genio napoletano ad aver inventato il robot che potrebbe sostituire presto anche i pizzaioli. Ecco, vedete, il pizzaiolo del futuro si trova in questo laboratorio di ingegneria della Federico II di Napoli. Ciao Rodiman, quindi saresti tu il famoso robot pizzaiolo? In persona, ciao Gabbia di Matti, un saluto da Napoli. Questo robot, inventato dal professor Bruno Siciliano, è un esempio di intelligenza artificiale, perché non è stato programmato per fare le pizze, l'ha imparato da solo, osservando e imitando, come farebbe un bambino, i movimenti dello chef Enzo Coccia, che in questa dimostrazione ci fa vedere come avviene il processo di apprendimento. Tutto quello che io faccio viene ripetuto in sincronia con l'avatar, guarda, ciao! E poi Rodiman prende tutte le informazioni dall'avatar e lo riproduce. L'avatar si comporta in pratica come il nostro cervello quando sta imparando una cosa nuova. E per capire quanto sia complesso lavorare una pizza, Enzo Coccia invita anche me a provare. Vediamo se tu ci riesci. Ok, va bene. Vai. 1, 2 e devi spingere e alza. No! Movimenti rapidi, precisione, coordinazione. Lavorare l'impasto della pizza, insomma, richiede un livello di destrezza e manualità finora impensabile per le macchine. Ma è proprio questa la sfida a cui è chiamato il robot pizzaiolo. Bravo! Vai! Bravo! Anche lui non sembra avere ancora la manualità dello chef, ma ha fino al 2018 per perfezionarsi. E la pizza è solo un pretesto folcloristico, perché se Rodiman riuscirà ad impastare una margherita, dicono gli ingegneri che l'hanno creato, potrà essere impiegato in qualsiasi settore che comporti l'uso delle mani, da quello agroalimentare a quello medico-chirurgico. Ma una volta che i robot arriveranno ad avere la stessa manualità dell'uomo, dovranno iniziare a preoccuparsi gli artigiani, i medici, i pizzaioli. Questo porterà un cambio certamente nel modo di lavorare, nei rapporti tra lavoro, diciamo, e manodopera. Questo è inevitabile, però questo non vuol dire che la manodopera scomparirà, la manodopera si trasformerà e nel futuro i lavori manuali saranno sempre di meno, le persone si dedicheranno a tipi di lavori che richiederanno sempre competenze più importanti. Bianca la farina, bianco il sale da cucina condimento. Qui siamo nella storica pizzeria di Gino Sorbillo, dove la gente sta in coda anche ore pur di entrare a mangiare. Ma state tutti aspettando la pizza di Gino? Purtroppo sì. Ma vale così tanto la pena? Lei non è... È arrivato il momento, devo andare a mangiare. Ci hanno chiamato finalmente. Oh! Solo dopo 2 ore. Dopo 2 ore che aspettate! 2 ore che aspettiamo. Se c'è fila ne vale la pena sicuramente, ne varrà la pena. Basta il fuoco del vulcano. Vediamo che cosa ne pensa il pizzaiolo più famoso di Napoli del fatto che un giorno i robot potrebbero rubare il lavoro anche a lui. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capummarola Se vuoi venire a vedere nel senso pratico effettivamente... Cioè mi riesce a fare capire perché un robot non si potrà mai imitare? Neanche se glielo insegno io, perché la pizza cambia da momento a momento, anche lo stesso impasto. Io ti portai a dove stanno meglio ristoranti. Io, guarda, arriviamo anche a 1500-1000 pizze al giorno, a volte pure 2000 pizze al giorno, voglio dire, e mi credi, ogni pizza ha un'anima. Io ti portai. Secondo te qual è la cosa che un robot non riuscirà mai a fare, non riuscirà mai ad imitarci? Non ti viene questa magia che è la pizza napoletana, cioè è una cosa, cioè... Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza. Rodiman, non ce la fai. A Napoli abbiamo bisogno di Gino, di Toto, di Gennaro, di tanti uomini
che portano avanti una grande tradizione, emozionandosi per ogni pizza che fanno. Il robot non si può emozionare, il robot lo può fare secondo uno schema ma non si può emozionare, poi ci sono pure le emozioni.